Buongiorno, ben trovati telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo giovedì per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti collegamenti aperti con tutto il nord-est. Vi dico già che andremo anche a Udine per tutti gli aggiornamenti sulla tragedia del Natisone, perché il processo entra nel vivo poi a Colceresa, nella zona del Bassanese, per un'anziana trovata morta in casa. L'abitazione è stata posta sotto sequestro e ancora nel Vicentino per una mega operazione della Guardia di Finanza con Federico Fusetti. Prima però andiamo a Padova, perché a Padova si torna su un caso che ha fatto discutere. 10 anni fa, insieme al marito, era finita al centro di un'indagine per aver rifiutato la chemioterapia per la figlia 17enne malata di leucemia e poi deceduta. È morta la mamma di Eleonora Bottaro, la 18enne di Bagnoli di Sopra, anche lei uccisa da un tumore. Ci colleghiamo in diretta con Valentina Visentin e Sandro Ponchio per un caso, per una vicenda che sta facendo nuovamente il giro d'Italia. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, è proprio così il caso di Eleonora Bottaro, 18enne di Bagnoli di Sopra, morta nel 2016 per una forma di leucemia linfoblastica. All'epoca la sua morte fece discutere perché i genitori, Rita Benini e il papà Lino Bottaro, rifiutarono la chemioterapia. Erano infatti convinti sostenitori del metodo Hammer, medico tedesco radiato dall'albo, secondo il quale le forme di tumore erano dovute ad un conflitto psichico e quindi andavano curati con psicoterapia e vitamina C. I genitori hanno sempre sostenuto di aver assecondato la volontà della figlia, però all'epoca la 17enne era minorenne. Ne seguì una lunga battaglia legale culminata con la sentenza della Cassazione nel 2023 che condannò a 2 anni di reclusione con la condizionale per omicidio colposo i 2 genitori. Oggi mamma Rita Benini, che ha 60 anni, è deceduta anche lei per una forma di tumore. Come la figlia ha rifiutato la chemioterapia, si era infatti sottoposta ad un intervento chirurgico qualche tempo fa alla lingua all'ospedale Dall'Angelo di Mestre, e poi però aveva rifiutato ogni forma di terapia, chemio e radioterapia, ed è spirata in casa serenamente, ha detto il marito Lino Bottaro. I funerali si celebreranno lunedì a Bagnoli di Sopra, ma la vicenda torna a far discutere proprio appunto sulla scelta di rifiutare qualsiasi tipo di terapia. Una famiglia segnata dal lutto. Nel 2013 infatti il primo figlio morì a 22 anni per un aneurisma, poi la malattia nel 2016 di Eleonora. Secondo la famiglia la ragazza si ammalò proprio a seguito del dolore per la morte del fratello, e secondo i familiari anche la morte e il tumore di mamma Rita era dovuto alla lunga battaglia giudiziaria che in questi anni la famiglia ha sostenuto, perché appunto si era rifiutata di sottoporre Eleonora alla chemioterapia. Una vicenda molto dolorosa che ha segnato questa famiglia e che comunque ha continuato a far discutere l'opinione pubblica per anni. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentin. Lo vedete anche dall'home page del Gazzettino, apre proprio con la storia della famiglia Bottaro. Poi c'è il lutto di Magnago per la morte di Gabriele, ucciso dalla malattia a 6 anni. Mamma e papà, era il nostro supereroe, un generatore d'amore. Poi nel veronese a Peschiera del Garda, anche questa una vicenda di cronaca incredibile. Investe con un'auto rubata il progettista e lo minaccia, poi fa esplodere la palazzina che stavano costruendo. In carcere è finito per questo un imprenditore edile. Siamo pronti a collegarci, lo faremo fra pochissimo, con Colceresa per quell'anziana trovata morta in casa. L'abitazione è stata posta sotto sequestro. Pochi attimi ancora ci collegheremo con Nancy Galdi. Prima però la cronaca ancora nel Padovano, a Padova Centro, con la polizia che blocca 3 soggetti sorpresi in pieno centro a rubare da un'auto in sosta. Fondamentale è stata la segnalazione da parte di una cittadina.
Sorpresi in pieno centro a Padova dopo aver forzato il lunotto posteriore ad un'auto e aver rubato un computer al suo interno. Ad essere incastrati dalla polizia un 43enne dominicano, una 40enne padovana, entrambi senza fissa dimora, e un 41enne marocchino. I fatti risalgono alla notte del 1° giugno, quando una cittadina ha lanciato l'allarme al 113. Ad incastrare i tre, bloccati dagli agenti della questura di Padova, le telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso l'intera scena in piazza De Gasperi. Il dominicano, dopo aver forzato il lunotto della macchina, ha rubato il PC, mentre gli altri due complici facevano da palo. Tempestivo l'intervento degli agenti, che hanno bloccato il trio ancora in possesso dell'area furtiva, per poi procedere alla denuncia per furto aggravato in concorso. Il 43enne è stato inoltre segnalato per violazione del divieto di ritorno nel comune di Padova e per la violazione delle disposizioni in materia di immigrazione, mentre la donna per ricettazione, poiché trovata con un set completo di posate in argento di probabile natura illecita. Sempre a Padova un terribile caso di violenze e maltrattamenti in famiglia. Ingiurie, aggressioni fisiche, minacce di morte. Da gennaio 2025 soffriva una donna per i continui maltrattamenti del compagno, un uomo di 36 anni che vive in provincia di Padova, iniziati nel periodo delicato della gravidanza. Incurante delle sue condizioni e del benessere del nascituro, l'uomo, terrorizzato dalle difficoltà economiche legate all'arrivo del bambino, aveva continuato a maltrattarla anche durante un periodo di vacanza, quando, dopo un rifiuto della donna di uscire dall'albergo, l'uomo l'aveva sbattuta per terra, tirandola per i capelli finché lei non l'aveva seguito. Dopo mesi di paura, la donna ha trovato la forza di denunciare e si è rivolta ai carabinieri della stazione di Limena, da cui l'avvio delle indagini che hanno portato la procura a chiedere e ottenere dal GIP del Tribunale di Padova l'allontanamento della casa familiare e il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dall'abitazione e dai luoghi di lavoro. Torniamo sul pomeriggio d'altissima tensione vissuto a Vigo d'Arzere, con inseguimento tra auto e poi gli spari che hanno seminato il panico. È ancora caccia a questi malviventi. Spari e auto che sfrecciano a folle velocità, attimi di paura nel pomeriggio del 2 giugno lungo via Verdi a Vigo d'Arzere, nella strada residenziale verso l'Argine del Muson. Sono in molti ad udire il rumore della presunta sparatoria e a dare l'allarme ai carabinieri. Sul posto sono intervenuti i militari delle stazioni di Vigo d'Arzere, Cadonega e Noventa Padovana, che hanno fermato una BMW grigia. All'interno 3 cittadini stranieri che hanno raccontato di essere stati inseguiti da un'altra auto, con all'interno delle persone che li hanno minacciati e aggrediti con una pistola a salve. L'inseguimento sarebbe iniziato in zona Meianiga. L'auto usata dagli aggressori, una BMW blu, è stata abbandonata vicino al Muson, mentre le persone a bordo si sono date alla fuga a piedi. I 3 stranieri aggrediti non hanno saputo spiegare i motivi della violenza subita. I carabinieri stanno indagando. Il sindaco di Vigo d'Arzere, Adolfo Zordan, auspica che i responsabili vengano presto individuati. In via Verdi e che sono state delle operazioni congiunte tra le varie forze dell'ordine. Trovo anche l'occasione per ringraziare tutte le forze dell'ordine che hanno partecipato, e dico una cosa: sono partiti da Padova, l'inseguimento è partito da Padova, ci sono delle indagini in corso e il mio augurio è che il prima possibile, ma non solo per il paese di Vigo d'Arzere, perché anche uno poteva imboccare Cadonega con un'altra via, e in questo caso vada risolto e chi delinque, come è giusto che sia, nel posto dove si merita. A Vigo d'Arzere presto dovrebbero partire i controlli di vicinato e il comune ha finanziato un potenziamento delle telecamere di videosorveglianza. Al 19 abbiamo anche un incontro con tutta la popolazione per instaurare questo famoso controllo del vicinato, che spero il più presto possibile parta, d'accordo con il prefetto, perché ho fatto una convenzione. Sto implementando la videosorveglianza, perché con l'ultima variazione l'abbiamo implementata, abbiamo messo dei finanziamenti. Una mega operazione della Guardia di Finanza di Vicenza contro lo spaccio. Ci colleghiamo per tutti gli aggiornamenti con Federico Fusetti da Vicenza per la parte tecnica. C'è Simone Squarcina. Parliamo per l'appunto di un maxi sequestro. Buongiorno Federico. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Dalla Guardia di Finanza, dalla caserma della Guardia di Finanza, dal comando provinciale di Vicenza, io e Simone Squarcina per raccontarvi di questa operazione importante, come dicevi, ma anche mirata nello stesso tempo. Quello che colpisce è anche diciamo il modo in cui è partito tutto, ovvero parte tutto nella notte lungo la pedemontana veneta, con i finanzieri che vedono qualcosa di strano.
strano, cioè due auto che viaggiano a velocità molto elevata e molto vicine tra loro. Questo insomma li ha insospettiti, perché sembrava davvero che volessero sfuggire insieme a qualunque tipo di controllo. Quindi sono stati fermati, ripeto, questa è stata un po' la particolarità, e da lì sono spuntate armi, un taser appunto, cioè le pistole elettriche in dotazione alle forze dell'ordine, degli esplosivi, ma soprattutto più di 30 kg di hashish, sicuramente destinati alle piazze dello spaccio del Veneto. Poi da lì ovviamente è partita l'attività anche della procura, alla fine c'è stata una persona arrestata, altre due sono finite nei guai, e l'altro elemento che è abbastanza diciamo interessante, purtroppo non si può più dire particolare perché sta diventando comune, la giovanissima età, 3 persone tra i 25 e i 30 anni, quindi già insomma nel pieno dell'attività di traffico di droga, possiamo dire, pur così giovani, ecco. Ma per i dettagli, quelli più importanti dell'operazione, ci siamo affidati al maggiore Federico Ponzio della Guardia di Finanza di Vicenza, lo sentiamo insieme e poi da me e da Simone Squarcina la linea torna a voi. Maggiore, un'operazione che vi ha visto sequestrare droga, armi, anche esplosivi, insomma, com'è nata? Allora, la Guardia di Finanza, il gruppo di Vicenza, ha intensificato la propria attività di controllo economico del territorio. Nell'ambito di tale attività sono state individuate 2 autovetture che procedevano lungo la strada pedemontana veneta all'altezza del casello di Valdastico in maniera speculare, a breve distanza l'una dall'altra. Per tale motivo è stato deciso di sottoporle a controllo, e i militari nel bagagliaio di una di esse ha individuato sostanza stupefacente per complessivi circa 30 kg. Successivamente l'attività di polizia giudiziaria è stata estesa anche all'abitazione delle persone fisiche, e in tale contesto sono state rinvenute a casa di uno dei soggetti fermati che conduceva l'autovettura che precedeva 2 manufatti artigianali di esplodenti e una pistola a impulso elettrica comunemente chiamata taser. All'esito dell'attività il soggetto che trasportava la sostanza stupefacente è stato tratto in arresto e associato presso la casa circondariale di Vicenza, mentre il secondo soggetto è stato denunciato a piede libero alla Procura di Vicenza. Droga che pensate potesse essere destinata anche alle piazze, insomma, del Veneto? Assolutamente sì, noi ipotizziamo che tale sostanza stupefacente fosse destinata principalmente alle piazze dell'Alto Vicentino. Quindi droga destinata alle piazze dell'Alto Vicentino, lo avete sentito in questo collegamento di Federico Fusetti. Rimaniamo in provincia di Vicenza, ci spostiamo nell'area del Bassanese a Colceresa per una donna trovata morta in casa con l'abitazione che è stata posta sotto sequestro, ma ci aggiorna su tutti i fronti la nostra Nancy Galdi, che è collegata, se non sbaglio, con il sindaco. Buongiorno Nancy. Sì, buongiorno Cristian, da Colceresa sono qui con il sindaco Enrico Costa. Come dicevi tu, martedì pomeriggio qui a Molvena di Colceresa è stata trovata una donna anziana di 92 anni, morta riversa in un lago di sangue all'esterno della sua abitazione in via Monteferro. Sul posto i sanitari del 118, che però non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Secondo le prime informazioni la donna soffriva già di una grave patologia, perciò non si esclude una morte per cause naturali. Tuttavia la procura ha deciso di aprire un'inchiesta per fare piena luce sull'accaduto, e il reato ipotizzato è quello di omicidio colposo. Dunque, sindaco, lei cosa sa dirci su questa terribile vicenda? Intanto mi sento di esprimere il mio cordoglio, insomma, ai familiari della persona, e un bocca al lupo agli inquirenti che stanno facendo le loro indagini. Spero ovviamente non emerga nessuna questione particolare e che venga appunto appurato che sia deceduta per cause naturali, però è giusto che le forze dell'ordine, la procura faccia il loro lavoro con serenità per chiarire, insomma, quella che è la verità.
Lei la conosceva o comunque conosceva la famiglia? Sì, il nucleo familiare che conoscevamo, che abitiamo in comunità anche piccole dove ci si conosce un po' tutti, quindi conoscevamo il nucleo e sia il comune insomma, che ovviamente anche personalmente. Ecco sì, quindi un grande dolore per tutta la comunità. Assolutamente sì. Quando succedono queste cose è sempre spiacevole, poi in questo caso c'è una procura che sta indagando, quindi meglio che tutte le questioni possono emergere con serenità, insomma. Ecco sì, si attendono ora gli esiti dell'autopsia per chiarire definitivamente le circostanze del decesso. Grazie ancora al sindaco Enrico Costa. Per il momento da Colcerese è tutto. Cristian, ti restituisco la linea. Grazie Nancy Galdi. Noi ritorniamo a Padova, dove è stato chiuso il bar del Portello, teatro domenica sera di una violentissima rissa. Dopo la violenta aggressione avvenuta nel fine settimana, il questore di Padova, Marco Odorisi, ha disposto la chiusura per 60 giorni del locale del quartiere Portello, dove un uomo di 53 anni era rimasto ferito ad un orecchio. Domenica sera i poliziotti delle volanti erano intervenuti per sedare una lite degenerata in violenza. Un 39enne brasiliano pluripregiudicato infatti aveva aggredito a morsi il 53enne staccandogli parzialmente il padiglione auricolare. Il 39enne, vestito in abiti femminili, aveva reagito violentemente dopo essere stato insultato dal 53enne. Alla fine è stato arrestato e sono scattati i controlli della divisione amministrativa nel locale che si trova tra via Portello e via Ognissanti. Durante gli accertamenti è emerso che il bar da tempo era diventato abituale ritrovo di pregiudicati e spacciatori e i residenti avevano più volte segnalato disturbi nelle ore notturne. Sta diventando un vero e proprio caso, sta anche interrogando pesantemente l'opinione pubblica, il mondo della politica, il nostro servizio di ieri sera con il quale abbiamo aperto l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali, il servizio che racconta come due giovanissimi accusati di omicidio, dell'omicidio nella fattispecie di Francesco Favaretto a Treviso, in cella nel carcere di Santa Bona, abbiano girato con il telefonino dei video tra risate, battute, insomma hanno chiaramente contravvenuto a tutte le regole interne del carcere. In questi minuti è uscito anche il sindaco di Treviso Mario Conte, fra poco vi darò conto delle sue dichiarazioni, ma prima vediamo questo servizio che, come ripeto, sta indignando e interrogando. On gang. Sono Ade e Ozuna che in cella pensano bene di riprendersi assieme ad altri detenuti. Selfie, video e risate. Loro però sono in carcere con l'accusa di aver ucciso Francesco Favaretto, il 22enne picchiato a sangue, accoltellato e colpito con cocci di bottiglia. Il delitto si era consumato in via Castelmenardo il 12 dicembre 2024. Sulla loro testa pendono accuse gravissime: omicidio volontario e rapina aggravata in concorso. In queste immagini scherzano, ma soprattutto utilizzano illegalmente un telefonino all'interno della cella. Foto e video che poi finiscono direttamente nei social, in profili pubblici, facendo indignare i cittadini ma soprattutto gli amici della vittima. L'euforia dei due imputati, Ade 20 anni difeso dall'avvocato Fabio Crea e Ozuna 19 dall'avvocato Mauro Serpico, contrasta con quanto aveva espresso pubblicamente nell'ultima udienza il padre del ventenne, che si era detto addolorato ed aveva chiesto perdono ai familiari della vittima. Inshallah. Libertà per i miei fratelli, no capo. No capo, GTG. Free, Ciaca Loco, mio fratello sta per uscire adesso. Libera mio fratello. La persona che ha segnalato il filmato alla nostra redazione si è detta arrabbiata e sconcertata. Francesco è stato ucciso, ci dice, e loro fanno come se non fosse accaduto nulla, anzi sono addirittura felici. Francesco ucciso 2 volte. A questo si aggiunge la questione legale. In celle i detenuti non possono avere nessun dispositivo, men che meno un telefonino. Una vicenda che sicuramente susciterà polemiche. Il motivo del festino all'interno della cella era che uno degli amici detenuti usciva dal carcere.
Probabilmente sarà avviata un'indagine per capire chi ha portato e consegnato ai detenuti il telefonino e soprattutto dove li tengono in cella. Per ora rimane lo sdegno e la rabbia di vedere che 2 ragazzini in carcere per un reato tanto grave non hanno raggiunto nessuna consapevolezza. Io vi mostro il post pubblicato poco fa dal sindaco di Treviso Mario Conte. Ringrazio dalla regia Alberto Pivetta e Alessandro Granziera. In carcere per l'omicidio di Francesco Favaretto cantano, ballano e fanno video. Questa è la foto postata dal sindaco con alcune considerazioni. Mario Conte parla di una mancanza di rispetto inaudita. Vedere soggetti in cella per un crimine così grave, esibirsi in balli, filmati vietati e messaggi come liberi tutti, un giorno usciremo tutti, inshallah, Treviso Gangs oppure neanche queste 4 mura ci fermano, lascia sgomenti e impone una riflessione profonda. Qui non si parla soltanto della violazione delle regole all'interno di una struttura detentiva, ciò che emerge da queste immagini è l'assenza di qualsiasi segnale di pentimento o di consapevolezza rispetto alla gravità delle azioni commesse. Immagini, vado avanti, dice Conte, che mi lasciano l'amaro in bocca per non dire altro e che devono far riflettere tutti noi, perché se il carcere ha anche una funzione rieducativa di reinserimento, episodi come questo ci interrogano sull'efficacia di quel percorso nei confronti di determinati soggetti. Poi ovviamente stasera nel corso dei nostri telegiornali vi daremo tutti gli aggiornamenti, perché delle contromisure probabilmente saranno adottate. Sempre a Treviso la vedo pronta collegata, non so se mi sente, la nostra Francesca Bozza, perché ci sono degli importanti aggiornamenti sul fronte della cronaca. Ecco, la vedo pronta, collegata. Francesca, dici tutto, so che ci sono diversi fronti aperti. Buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori. Siamo con Nicoletta Rizzetto all'esterno della caserma dei Carabinieri di Treviso, dove si è conclusa la conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni domani per l'anniversario 212 anni dell'Arma. Sono stati resi noti alcuni dati sull'azione, l'attività negli ultimi 12 mesi da parte dell'Arma dei Carabinieri, di cui vi daremo conto nei nostri telegiornali serali, ma a margine sono state date anche proprio delle novità, come hai detto tu, degli aggiornamenti su episodi di cronaca. Io andrei con l'ultimo in ordine di tempo, quello che è accaduto questa mattina intorno alle 9:15 nel comune di Susegana, all'esterno di un bar a Ponte della Priula, dove c'è stata una rissa tra 2 persone. Altri 2 avventori sono intervenuti per separare appunto i 2 protagonisti di questa lite, non si tratta di rissa ma di lite. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato un uomo di origine marocchina di 29 anni in possesso di un coltello da cucina, episodio che ha fatto scattare nei suoi confronti una denuncia per possesso di arma bianca. I militari poi, controllando la zona, hanno trovato dell'hashish, una quantità di hashish vicino ad un monopattino. Sarà ora da chiarire se questa sostanza stupefacente sia riferibile al marocchino. La persona con la quale l'uomo aveva litigato non è stata invece ritrovata, quindi come potete capire le indagini sono ora in corso per identificare anche questa persona, per capire se sia rimasta ferita nella lite, per capire insomma le circostanze del suo coinvolgimento. Il secondo aggiornamento riguarda invece un episodio che vi abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, quella ragazza di 27 anni molestata sabato sera in Riviera Santa Margherita, quindi rientriamo nel quadrante della zona rossa della città di Treviso. La ragazza era scesa per una passeggiata con il cane quando era stata letteralmente circondata da un gruppo di giovani in evidente stato di ebbrezza, ubriachi, che le avevano rivolto pesantissimi apprezzamenti, parole irripetibili anche a sfondo sessuale. La ragazza, chiaramente spaventatissima, era stata poi soccorsa da un passante che aveva finto di conoscerla e l'aveva accompagnata a casa. Minuti di terrore per la giovane. Ebbene, i carabinieri sono riusciti a identificare 3 uomini. Si tratta di un 22enne, un 29enne e un 24enne, tutti e 3 di origine egiziana. Il 24enne poi nello specifico è anche l'uomo che è stato arrestato dalla polizia per un'altra aggressione, più o meno il modus operandi lo stesso, accaduta invece in Via Roma
Roma nei confronti di 3 ragazze, anche queste molestate pesantemente verbalmente e lì però poi era scattata anche l'aggressione con lo spray il peperoncino che era stato spruzzato addosso sul viso delle 2 ragazze. La polizia era intervenuta, aveva arrestato l'uomo e quindi ora per lui è scattata insieme agli altri 2 una denuncia, un'ulteriore denuncia per violenza privata. In più a questo si aggiunge il fatto che l'uomo fosse già in possesso di un provvedimento, il cosiddetto Dacour, e alla luce di questo ennesimo episodio per lui ora scatta tutto l'iter con la richiesta appunto alla questura, l'iter per l'espulsione dal territorio nazionale. Questi diciamo che sono i 2 episodi, i 2 aggiornamenti di cronaca che ci sono stati forniti nel corso di questa conferenza stampa. Vi faccio solo un accenno sul fronte furti. Ci sono dei dati che parlano di interventi da parte appunto dei carabinieri nell'identificazione dei responsabili dei furti, e per questo l'appello è quello di denunciare, perché poi il lavoro delle forze dell'ordine è proprio volto a identificare i responsabili di questi episodi, soprattutto quando si parla di furti in abitazione. E poi altri dati che riguardano il codice rosso, quindi tutti quei reati nei confronti delle donne, la violenza nei confronti delle donne, anche in questo caso numeri importanti per quanto riguarda l'identificazione dei responsabili di questi maltrattamenti. Poi entreremo questa sera nel dettaglio di questi dati, e ulteriori dati poi verranno forniti domani nel corso delle celebrazioni che si svolgeranno qui nel comando provinciale in via Cornarotta, per riportare in casa i festeggiamenti e aprire al pubblico questo meraviglioso palazzo cittadino. Cristian, se non hai domande, da Treviso con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie Francesca Bozza, ma noi rimaniamo in zona rossa a Treviso perché la misura è stata prorogata fino al 19 di luglio. L'obiettivo è quello di alzare il livello di presidio del territorio proprio per andare incontro a quelli che sono i timori espressi dai cittadini. Così il sindaco Mario Conte al termine del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è svolto in prefettura e che ha visto al tavolo il prefetto Angelo Sidoti, le forze dell'ordine e l'amministrazione comunale. Zona rossa prorogata fino al 19 luglio, poi la situazione verrà nuovamente valutata. Il perimetro della zona rossa è lo stesso varato lo scorso 7 febbraio, dunque nessun ampliamento. Ho chiesto di intensificare i controlli, noi aumenteremo anche la presenza dei nostri agenti della polizia locale con servizi appiedati, rafforzeremo anche il rapporto con i commercianti, il dialogo, cercheremo proprio di diventare un tutt'uno con la comunità, con l'obiettivo di allontanare le persone che sono in città, in quel quadrante, per creare disturbo. Lo straniero che è stato arrestato ieri sera è anche in viaggio perché è stato ottenuto anche l'espulsione dal nostro paese, quindi questa è una bella notizia. Gli episodi successi nelle scorse settimane hanno tutti quanti un nome e cognome, adesso insomma noi confidiamo che la giustizia faccia il suo corso. Le forze dell'ordine, ha voluto sottolineare il primo cittadino, sono sempre intervenute immediatamente ogni qualvolta si sia verificato un fatto di rilievo, segno evidente della loro presenza costante sul territorio. Ricordo poi che la città è anche molto più grande, non è soltanto la zona rossa, stiamo presidiando tutti i quartieri, tutta la città e rimaniamo numeri alla mano tra le città più sicure d'Italia. Il percepito oggi evidentemente è diverso, quindi noi dobbiamo agire con grande determinazione, facendoci vedere, facendo vedere le divise, intensificando i controlli, chiedendo documenti, denunciando laddove ci sono le condizioni e richiedendo anche espulsioni nei confronti di quei personaggi che non hanno alcuna intenzione di integrarsi. Conte è tornato a parlare di repressione e ha risposto a chi chiede un ampliamento della zona rossa in altre zone della città. È inutile allargare troppo le zone rosse perché dobbiamo fare i conti con il personale a disposizione delle forze dell'ordine e la polizia locale che, sottolineo, sta facendo un lavoro davvero importante. Speriamo poi che ci sia anche un proseguio, nel senso che chi sbaglia deve pagare. Io continuerò a dirlo, ho anche detto che secondo me dobbiamo chiedere a gran voce anche la modifica normativa, nel senso che è evidente che stiamo parlando di italiani di prima o seconda generazione o di stranieri, però dobbiamo responsabilizzare tutti di fronte ai reati e quindi un motivo per responsabilizzare per esempio i genitori di minori stranieri o italiani di seconda generazione è quello di mettere in discussione anche la loro cittadinanza.
A Vicenza ora, ritorniamo a Vicenza. In apertura vi abbiamo dato conto di una mega operazione della Guardia di Finanza volta a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Adesso torniamo sui fatti che si sono vissuti in pieno centro storico a bordo di un autobus del trasporto pubblico con un uomo che si è rifiutato di pagare il biglietto e ha puntato una pistola contro l'autista. Tira fuori una pistola, gliela punta e gli intima di partire. Scende da Far West, ma questa non è una diligenza, è un autobus e tutto accade incredibilmente a pochi metri dal centro storico di Vicenza. Siamo in Piazzale Giusti e l'orologio indica quasi le 3:30, è pieno pomeriggio. Alla fermata salgono un uomo e una giovane donna che non pagano il biglietto. L'autista li richiama, si rifiuta di proseguire la corsa, ma viene insultato dall'uomo che a quel punto si avvicina al posto di guida ed estrae dallo zaino una pistola puntandola contro il vetro che delimita la postazione dell'autista, indicando di far partire il bus e pretendendo di essere accompagnato fino al pronto soccorso. Tutta la scena viene ripresa dalla telecamera all'interno del bus. A bordo ci sono una decina di passeggeri. L'autista asseconda l'uomo e riprende la corsa. Alcune fermate dopo, in via Battaglione Framarin, la coppia scende e immediatamente vengono allertate le forze dell'ordine. Sul posto arrivano le volanti della polizia. Gli agenti riescono a individuare la coppia in un bar di Viale Europa. Entrambi vengono perquisiti. All'interno dello zaino dell'uomo, un pluripregiudicato 31enne italiano, viene trovata la pistola a gas senza tappo rosso, oltre a un uniforme di tipo militare. I due vengono quindi accompagnati in questura. Intanto viene ricostruito quanto accaduto grazie alle immagini registrate all'interno dell'autobus. A quel punto il 31enne viene denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata ad incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri e per il possesso illecito di un uniforme militare con segni distintivi. Uniforme e pistola a gas che sono state sequestrate. Intanto SVT condanna fermamente l'episodio. È un episodio di una gravità assoluta che condanniamo come azienda. Mettere l'accento sulla sicurezza dei nostri lavoratori e degli utenti è un tema su cui l'azienda sta investendo e ci tiene, e su questo esprimo ancora la massima fermezza e la nostra massima vicinanza al nostro personale. Queste immagini in particolare aveva fatto il Giro d'Italia 2 anni fa. Vediamo un articolo, uno dei tanti apparso su Today. Parliamo della tragedia del Natisone. Il processo è entrato nel vivo, ci colleghiamo con Udine, con il nostro Francesco Pezzella. Buongiorno Francesco, che novità ci sono sul fronte processuale? Sì, buongiorno. A pochi giorni dal secondo anniversario della tragedia del Natisone, il 31 maggio del 2024, il processo entra nel vivo con la prima vera e propria udienza. Il dibattimento parte di fatto oggi con la deposizione del primo testimone citato dalla Procura. Si tratta di Mario Liardo, un carabiniere del nucleo investigativo dei Carabinieri di Udine che ha ripercorso con una lunga relazione durata oltre 3 ore. Siamo alle battute conclusive in questo momento. Ha ripercorso tutta l'attività di indagine che ha permesso di ricostruire i vari passaggi dalle 13:29, un momento in cui parte la prima telefonata di richiesta di aiuto dalla Premariacco Beach cosiddetta sul fiume Natisone da parte di Patrizia Cormos, una delle 3 vittime, insieme a Bianca Doros e Cristal Molnar. Telefonata che parte alle 13:29 e da quel momento per ben 41 minuti un groviglio di telefonate, procedure e contatti fra soccorritori, ancora telefonate della vittima al 112 smistate ai vigili del fuoco, un groviglio che ha portato a dilatare i tempi di un intervento che forse più tempestivo avrebbe potuto salvare i 3 ragazzi dalla morte. Di fatto gli elicotteri arriveranno in ritardo, quello del 118 3 minuti dopo le 14:10, un momento in cui i ragazzi sono stati travolti, non hanno più potuto vincere la resistenza, la corrente, non hanno potuto più opporsi alla corrente del fiume
fiume Natisone, quindi furono trascinati via, e alle 14:13 arrivò l'elicottero del 118, quindi 3 minuti dopo, addirittura alle 14:28 l'elicottero dei Vigili del Fuoco partito da Venezia. Il punto centrale delle indagini e adesso del dibattimento è sicuramente la maniera in cui è stato trattato l'intervento di soccorso, come è stata recepita la chiamata di aiuto, perché fino a un certo punto si è parlato di un intervento tecnico e non di un intervento sanitario, quindi non di un intervento per persone in imminente pericolo di vita, e questo può aver rallentato i tempi e può aver anche indotto gli operatori a prendere delle scelte sbagliate sulla modalità di intervento. Per ora qui è tutto dal Tribunale di Udine, a voi la linea. Grazie. Da Udine Francesco Pezzella. Ritorniamo a Vicenza per un'infermiera aggredita all'ospedale San Bortolo. Un paziente ha scagliato un violento pugno al petto della donna. Inaccettabile il commento unanime. L'ordine professionale auspica la certezza della pena. È successo che un utente che è stato accompagnato in pronto soccorso da un'ambulanza, a un certo punto, finché veniva valutato dalla collega infermiera, è andato in escandescenza e ha colpito violentemente e volontariamente con un pugno la collega, che è stata immediatamente soccorsa e in questo momento si trova a casa con dei giorni di prognosi, quindi distante dal lavoro. Un gesto inqualificabile che poteva avere conseguenze ben più gravi e che sottolinea una volta di più il rischio dei sanitari che lavorano nei reparti letteralmente in trincea, non solo al pronto soccorso ma anche al SERD, in psichiatria, e non solo nei reparti ospedalieri ma in tutte le strutture territoriali. La condanna non può che essere totale. È necessario ribadire come non esistono giustificazioni e scusanti per chi commette questi episodi vergognosi, schifosi e criminali. Si tratta di un paziente tra l'altro recidivo che ha già avuto questi comportamenti in ospedale e ci chiediamo cos'altro è necessario che questa persona o altri soggetti compiano affinché poi possano essere assicurati alle forze dell'ordine. Unanime la condanna espressa dal mondo politico e sociale, in primis l'Usotto Berica, che conferma il servizio H24 della vigilanza privata, l'allerta veloce, la presenza fissa del posto di polizia e dei corsi di prevenzione, ma non basta. Chiaramente non possiamo militarizzare un ospedale, però ciò che è necessario è che certi soggetti nel momento in cui vanno in escandescenza e agiscono come è avvenuto ieri, vengono assicurate le forze dell'ordine e venga applicata quella che è la pena prevista senza un giorno di sconto. Spaccata in pieno giorno a Mestre, proseguiamo con la cronaca. Un uomo già noto alle forze dell'ordine dopo aver preso un tombino dalla strada l'ha scaraventato contro l'osteria La Torre e questo per rubare solo poche monete. Ci racconta tutto Marta Zatta. Verso le 2:30 è entrato con il tombino, ha sfondato la porta, per fortuna la polizia ha agito subito, dopo la chiamata sono arrivati dopo pochi minuti e sono riusciti a tirarlo fuori perché era incastrato dentro. Sono arrivati in giro di 2 minuti, 2-3 minuti. Bersaglio della furia di un malvivente già noto alle forze dell'ordine, l'osteria La Torre di Mestre, dove nella notte ha prima tentato di sfondare la vetrina a calci, poi ha utilizzato un tombino preso dalla strada per riuscire ad entrare nel locale. Il soggetto, di origini africane, ha infranto la vetrata dell'esercizio commerciale rubando poche monete custodite nel fondo cassa. Alcuni testimoni che lo avevano notato aggirarsi con atteggiamento sospetto nella zona hanno subito dato l'allarme ai carabinieri. Io non ero presente. Eravamo già andati tutti quanti a casa, alle 2:30 circa, quindi... Immagino però la paura, insomma, del momento anche del tuo titolare. Di sicuro una chiamata alle 3 del mattino dicendoti che sono entrati in locale non è il massimo. I militari della radiomobile sono intervenuti in pochi minuti e hanno rintracciato l'autore della spaccata nelle vicinanze del locale. Al momento del controllo aveva ancora con sé la manciata di monete appena rubate. Arrestato, ha trascorso la notte in cella ed è comparso davanti al giudice per la convalida del fermo. Per l'osteria La Torre non si tratta però di un episodio isolato. È successa un paio di anni fa e un altro che era riuscito a entrare, però anche in quel caso è stato arrestato praticamente subito. Sono cose che purtroppo accadono sempre più spesso.
I temi dell'ordine pubblico, della sicurezza, rimaniamo a Venezia dove questa mattina è stato fatto il punto in vista dell'anniversario dell'Arma dei Carabinieri, i 212 anni dalla fondazione. Nel bilancio dell'Arma veneziana emerge l'aumento degli episodi di violenza, delle truffe, soprattutto quelle ai danni degli anziani, e il ricorso sempre più frequente ai DASPO come conseguenza, ma ci racconta tutto con Simone Merlo la nostra Anna Maria Parisi. 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, in compagnia con il comandante provinciale dei Carabinieri di Venezia, il generale Marco D'Aquino. Buongiorno generale. Buongiorno a voi. Il punto oggi in questa bellissima sede, siamo nel chiostro di San Zaccaria a Venezia, sul bilancio di un anno anche di insomma quello che è stato la vostra attività su Venezia e la terraferma, partendo dalle truffe agli anziani ma anche rischi e aggressioni, e con un focus che si avrà nel pomeriggio in prefettura per quanto riguarda i fatti di Jesolo. Con cosa partiamo, generale? Ma guardi, come sempre quando si arriva a questo momento di celebrare l'annuale della fondazione si traccia anche un bilancio, e questo bilancio possiamo dire che è stato fatto tantissimo in tema di prevenzione, anche con un rapporto sinergico con le altre forze di polizia attraverso il tavolo del Comitato Provinciale dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, sul fronte della repressione attraverso anche un coordinamento sempre più attento della Procura della Repubblica, ma soprattutto abbiamo fatto uno sforzo in più e un impegno maggiore per cercare di dare una presenza sempre più capillare sul territorio. Proteggere significa esserci, quindi abbiamo lavorato molto per dare alle nostre stazioni la forza necessaria per potersi proiettare sempre di più sul territorio, in collegamento con le radiomobili che sono riuscite a dare sempre una maggiore proiezione, e il tutto con un nucleo investigativo che è stato ulteriormente potenziato sia dal punto di vista della componente cyber e sia dal punto di vista della capacità di acquisizione informativa. Ecco, a tal proposito si diceva i fatti di Jesolo. Oggi pomeriggio alle 17 il punto in prefettura per quanto riguarda anche le misure da prendersi nei confronti di questi 3 minorenni identificati. Ripetiamo, 2 del veneziano e 1 del trevigiano di Montebelluna. Stiamo lavorando per l'identificazione di tutti i soggetti coinvolti. Oggi ci sarà questa riunione del tavolo del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sarà quella la sede dove si deciderà cosa fare e quali strumenti ulteriori mettere sul terreno. Truffe agli anziani sempre di più e comunque sempre più presente nel territorio, con anche sventati diversi tentativi di truffa, in particolare a Mestre, Burano e nelle isole in generale. Un reato terribile, un reato veramente brutto, però c'è da dire che la risposta è sempre maggiore. Questo anche perché tutte le campagne di sensibilizzazione che abbiamo fatto presso i centri di aggregazione, soprattutto degli anziani, ma anche l'attività fatta con voi, con gli organi di informazione, ha portato una coscienza sempre maggiore, una conoscenza maggiore del problema, e molto spesso ci arrivano le chiamate delle vittime che ci segnalano la presunta truffa, e questo ci consente di intervenire e di assicurare alla giustizia gli autori. Ecco, per concludere, generale Aquino, anche il punto su quella che è stata un'attività molto forte, presente e devo dire anche vivace dal punto di vista della cronaca per quanto riguarda la faida a Venezia tra componenti della comunità tunisina per la spartizione del territorio per poi la cessione della droga. Sì, quello è stato un momento di criticità tra questi due gruppi che si è riverberato inevitabilmente sulla sicurezza sia percepita che reale
della laguna, ma siamo intervenuti prontamente, noi e la Polizia di Stato, con anche qui un coordinamento molto attento, molto preciso della Procura che ha emesso immediatamente, grazie anche al GIP, ha emesso immediatamente gli ordini di custodia cautelare e siamo riusciti a sfiammare quello che poteva essere un'escalation criminale. Questo dunque il punto aggiornato in provincia di Venezia. Noi ritorniamo nel Trevigiano per la tragedia che si è consumata pochi giorni fa nelle acque del Piave. Aveva soltanto 19 anni e da pochi mesi era arrivato in Italia con tanti progetti per il futuro. A Cimadolmo il dolore della famiglia e della comunità per la tragica scomparsa di Kumar Mahey Verinder, annegato nelle acque del fiume. I genitori e la sorella raccontano il loro dramma e i tanti interrogativi ancora senza risposta. E lei non crede fino adesso perché non ha visto ancora Salma. Una famiglia distrutta dal dolore, con la mamma ancora incapace di comprendere cosa sia accaduto. A Cimadolmo continua il lutto per la morte di Kumar Mahey Verinder, il giovane di 19 anni annegato nelle acque del Piave nel pomeriggio del 1 giugno. Una mamma ha perso sua figlia, mai torna più. Questo non è parole anche dirgli cosa dici. Arrivato in Italia circa 9 mesi fa insieme alla madre e alla sorella, Mahey Verinder aveva raggiunto il padre che lavora nel nostro paese dal 2010. No, lui niente parole, non può dire niente perché ha perso suo figlio e sua vita, perso sua vita. Perso tutto lui, perso tutto. Il ragazzo era in attesa del permesso di soggiorno che gli avrebbe consentito di iniziare a lavorare. Aveva molti progetti per il futuro, desiderava trovare un impiego e proseguire gli studi, costruendosi una vita in Italia accanto alla sua famiglia. Tra le lacrime, la sorella ventenne, Kaur Parwinder, ci mostra le foto ricordando un ragazzo buono, responsabile e legato ai suoi cari. Un dolore condiviso anche dalla cugina Mina e dagli altri familiari che ancora non riescono a spiegarsi perché quel pomeriggio il giovane sia andato da solo lungo il Piave. Un dettaglio che continua a tormentare la famiglia insieme a un altro interrogativo: il cellulare del ragazzo non sarebbe stato ritrovato, un elemento sul quale i familiari attendono ancora risposte. Aiutateci a ritrovare il cellulare, ci dicono. Avete qualche sospetto? Sì, perché lui mai stato solo, prima volta che è andato solo, sempre con amici. Però uno che lui non ne trova ancora noi cellulare di lui. Perso cellulare, non so dove, fiume o qualcuno preso. E fino a che non trova cellulare, noi come aspetto che lui solo o andato con amici o dove è chiamato o qualcuno ha fatto dispetto, non so niente per lui, che come è morto lui. La data del funerale non è ancora stata fissata. La famiglia sta organizzando una cerimonia secondo il rito della religione Ravidassia di tradizione induista. Al termine delle esequie il corpo del giovane sarà cremato. Le sue ceneri verranno poi riportate in India, nello stato del Punjab, terra d'origine della famiglia, dove saranno disperse in un fiume secondo la tradizione. Nel frattempo a Cimadolmo resta il silenzio e lo sgomento per una giovane vita spezzata troppo presto. Un 19enne arrivato in Italia con il sogno di studiare, lavorare e costruire il proprio futuro, sogno che si è tragicamente interrotto sulle rive del Piave. L'attentato incendiario a Enego ai danni di un giovane giornalista sta scemando l'ipotesi della matrice mafiosa, si apre però l'ipotesi dei veleni in paese. La pista dei veleni in paese sta soppiantando l'ipotesi della matrice mafiosa dietro l'attentato incendiario alla casa di Adriano Cappellari, giornalista di Enego, avvenuta sabato sera. Quest'ultima era stata la prima traccia seguita, visto il legame che il giovane cronista ha con Don Maurizio Patriciello, il prete anticamorra che tra l'altro giovedì sera sarà a Bassano. E letta la lettera minatoria arrivata contestualmente all'esplosione delle bombole di gas davanti al cancello, in cui venivano nominati, oltre a Cappellari, anche la premier Meloni e appunto Don Maurizio. Tra l'altro Cappellari era già stato raggiunto da altre lettere minatorie apparentemente legate al suo lavoro per il quotidiano online altopianese. Io ho escluso già da novembre, da quando sono arrivate le prime minacce, che fosse qualcosa legato alla mafia, perché io non ho mai trattato argomenti mafiosi, a salvo fare un articolo di solidarietà a Don Maurizio, ma non è che lì avevo parlato di mafia nel senso di scoprire qualcosa di segreto. La minaccia fa proprio riferimento che io devo smettere di scrivere per un giornale in particolare, il giornale Altopiano,
italiano che gira solo in 7 comuni, quindi è qualcosa di per forza interno che non riesco a collegare assolutamente. C'è da aver paura? Sabato quando sono sceso sì, la paura c'era. Adesso comunque bisogna reagire a queste cose, perché se io di sicuro non mi fermo, vado avanti a scrivere, ho già ripreso assolutamente i miei articoli, quindi si va avanti assolutamente. C'è questa persona comunque che ce l'ha con me e spero che venga insomma presa il prima possibile, perché comunque non c'è quella tranquillità lì che c'è nella vita normale. Così come esclude qualsiasi legame con la vicenda approdata a Report legata a manovre poco chiare che avrebbe compiuto l'ex sindaco Boscardin. Quella storia lì sì ha creato clamore, giustamente, anche perché l'argomento era di mio interesse. Certo. Però escludo io il coinvolgimento di questi amministratori, anche perché conosco, e escludo che loro abbiano fatto questa cosa. Enego, paese di veleni e misteri, e la mente non può non correre a quel tragico 17 novembre 2005, quando nella loro abitazione vennero massacrati 2 anziani coniugi Miola, un delitto rimasto a oggi impunito. Faccio fatica personalmente a dire può essere una persona piuttosto di un'altra, io non mi capacito, lo stesso non si è capacitati appunto anche la volta di Miola, quindi misteri insomma, ecco. Misteri che i carabinieri stanno cercando di risolvere, a cominciare dalla visione delle immagini delle telecamere della videosorveglianza che riprende l'inquietante soggetto che sabato sera si è avvicinato alla casa di Cappellari e ha appiccato il fuoco. Qualsiasi sia l'ipotesi, in paese a Enego c'è forte preoccupazione e anche una certa inquietudine. Se si parla di veleni interni alla nostra comunità, sicuramente sono da parte di una minoranza della comunità stessa, questo ci tengo a dirlo. È sicuramente una persona squilibrata, una persona che arriva a fare questi gesti. Una persona squilibrata che gira per il paese e che sta preoccupando anche il sindaco di Enego, Marco Frison, dopo l'attentato incendiario alla casa del giornalista Adriano Cappellari. Fa paura perché questa persona risultava essere anche armata e passeggiava per le strade del nostro paese, purtroppo alle 11:30 di sera di un sabato sera di giugno. Però tutto sta al centro della comunità. Se noi vediamo delle persone sospette fare movimenti sospetti, se abbiamo sentito una persona che non ha coraggio di parlare con le autorità ma ha visto qualcosa, ha sentito qualcosa, invitiamola a parlare con i carabinieri, perché trovarla è una priorità per tutto il paese. Lei è preoccupato? In parte sono preoccupato per altri gesti contro Adriano che potrebbero essere pericolosi per lui, ma per la sua famiglia e per tutta la nostra comunità e i vicini, ma anche a sapere solo che ci potrebbe essere una persona che è pronta a fare questi gesti. E anche a Enego è forte la convinzione che l'autore sia una persona del paese, ce lo confermano alcuni residenti che però ci hanno parlato fuori dalla telecamera. Chi abbiamo sentito fatica a capire il perché di questo astio nei confronti del giovane cronista. Non lo so, sinceramente mi sembra assurda una cosa di questo tipo qui, ecco. Se si arriva a questi livelli qui effettivamente siamo bassi. Sono molto dispiaciuto perché credo che come immagine e anche come ferita al ragazzo sia una cosa grave, però sinceramente non ho neanche un'idea che possa succedere una cosa del genere. Sicuramente qualcosa c'è, sicuramente dà fastidio, ecco, sicuramente. Questo è il clima sull'altopiano. Noi ci fermiamo per 2 minuti e poi ritorniamo alla cronaca. Di nuovo in diretta prosegue il nostro racconto di questo giovedì a Nord-Est. Sono arrivati qui in studio, li saluto e li ringrazio, Ivan Scremin dell'associazione Il Filo di Simo. Lo conoscete tutti, spesso è nostro ospite e sono sempre tanti i temi che affrontiamo con Ivan Scremin. Con Scremin c'è Di Florian di Evento Danza, che è un'associazione che si occupa appunto di danza, più volte l'abbiamo presentata anche in passato. Oggi presenteremo un'importante iniziativa che animerà il weekend a Treviso, ma per il momento non anticipiamo nulla. Florian, lo facciamo fra pochi minuti perché noi adesso dobbiamo andare avanti ancora con la cronaca, tanti i fronti aperti. Andiamo a Belluno, dove ci sono nuovi sviluppi nell'inchiesta sul violento pestaggio avvenuto nel centro del capoluogo dolomitico ai danni di un cittadino egiziano. Gli investigatori hanno identificato 6 giovani, 4 maggiorenni e 2 minorenni bellunesi provenienti da famiglie conosciute e ben inserite nella comunità. Tra gli indagati, questo fa discutere, ha aperto
aperto un dibattito molto acceso. C'è il figlio dell'assessore comunale ai servizi sociali. Non arrivano da contesti degradati, non sono volti già noti alle forze dell'ordine, non sono ragazzi cresciuti ai margini. Le nuove informazioni sull'aggressione avvenuta nel centro di Belluno raccontano invece una realtà diversa e per certi versi ancora più difficile da comprendere. I 6 giovani individuati dagli investigatori sono tutti bellunesi, cresciuti in famiglie conosciute e inserite nel tessuto sociale del territorio. Tra loro anche Luca, il figlio 19enne dell'assessore ai servizi sociali del capoluogo Marco Dal Ponte. Una vicenda che scuote la città non solo per la brutalità del pestaggio ai danni di un cittadino egiziano, 46 anni, che solo per un caso non ha riportato lesioni gravi, ma anche per il profilo dei presunti responsabili. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo avrebbe agito in superiorità numerica contro un uomo solo. Un'aggressione ripresa con un telefono cellulare, poi fatta circolare attraverso le chat, trasformando la violenza in uno spettacolo da condividere. Sono immagini terribili che non avrei mai voluto vedere. Immagini che non fanno piacere a nessuno vedere, immagini soprattutto quando ci sono il coinvolgimento di giovani. Le immagini e le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza stanno contribuendo alla ricostruzione dei fatti. Gli indagati hanno un'età compresa fra i 17 e i 20 anni. Per tutti vale naturalmente la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva, ma sul piano amministrativo il questore della Rocca ha già annunciato il daspo urbano, mentre il procedimento giudiziario seguirà percorsi differenti per maggiorenni e minorenni. Molteplici gli interrogativi, specie oggi che l'identità del branco, al di là dei nomi e dei cognomi, è nota. Dov'è che si è smarrito il senso del limite? Queste cose credo non siano prevedibili e sono i 6 di questi ragazzi che ne vanno a toccare tutta una serie di famiglie, non focalizzerei una persona soltanto. La situazione sicuramente è di attenzione. La città comunque, posso dire, è una città sicura. Come amministrazione comunque abbiamo in atto tra tavoli e progetti più di una ventina di progetti che vanno a toccare queste tematiche e l'ultima è molto efficace. Noi ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo fare in sinergia anche con le altre forze dell'ordine. Ma la città, che ora attende le risposte della magistratura, è chiamata anche a riflettere su un disagio che non arriva necessariamente da lontano, perché questa volta il branco, secondo gli accertamenti, aveva il volto di casa. I processi si fanno in tribunale, non è che si facciano sui giornali o sui social. Da lì trarremo poi delle conclusioni. Sicuramente l'assessore è molto provato. Un branco, dice Tiziana Bolognani, che aveva il volto di casa, e 2 mesi sono serviti agli investigatori per comporre il puzzle dell'identità del branco, che ha offerto un'immagine all'arancia meccanica, non baby gang, non delinquenti seriali e pur tuttavia protagonisti di un fatto di cronaca che restituisce un quadro davvero allarmante. Non siamo più un'isola felice ormai da parecchio tempo. Ahimè, questi episodi ci mettono proprio davanti a questa tristissima realtà. È un problema prima di tutto di educazione, un problema culturale, un problema che deve affrontare il capoluogo, piccola città di provincia, medicando gli acciacchi che cominciano a rilanciare segnali di allarme diffuso. Ne è convinto il collega Dino Bridda, premio San Martino, da decenni fine osservatore della società bellunese, scioccato, e non potrebbe essere altrimenti, dal terribile fatto di cronaca che ha squassato l'apparente tranquillità della città di Belluno. Piazza dei Martiri, le 3 di notte del 22 marzo, quando il branco, composto da 4 maggiorenni e 2 minorenni, tutti ed età compresa fra i 17 e i 20 anni, si trovano faccia a faccia con un cittadino egiziano di 46 anni. L'incontro fra i 6 giovani, fra il gruppo di 6 giovani e il cittadino egiziano, proprio qui davanti alla tabaccheria. Probabilmente qualcuno di loro stava acquistando delle sigarette, non ne siamo a conoscenza, ma insomma qui ci sono molte telecamere che hanno ripreso l'aggressione, che hanno ripreso il pestaggio, che si è protratto per diversi metri fino ad arrivare in via Loreto, quando l'uomo è stramazzato al suolo.
Il 46enne oggi sta bene, ma a 2 mesi di distanza da quella notte dolorosa il ricordo riaffiora greve e minaccioso. Sembra esclusa al momento una possibile matrice razzista dell'aggressione, ma le indagini sono ancora in corso e le valutazioni aperte. Certo non una bravata, ha detto subito il questore Roberto Della Rocca, che ha l'intenzione di incontrare le famiglie dei giovani coinvolti nella vicenda. Resto molto amareggiato perché un ragazzo che al primo momento in cui diventa cittadino a tutti gli effetti maggiorenne si è già rovinato la vita. Pensiamoci, cari amici, pensiamoci bellunesi, perché è veramente una cosa molto preoccupante, è un campanello d'allarme. Che la situazione possa tracimare da un momento all'altro è sensazione condivisa. È evidente che le 2 parole cardine di questa amministrazione, che sono legalità e sicurezza, abbiano mostrato i propri limiti. Ormai sono anni che il disagio giovanile, che chiamarlo così, insomma, non mi sembra sminuire la situazione, tantomeno giustificarla, ma mi sembra semmai andare a ricercare le cause di quello che sta accadendo anche nel nostro territorio, e non penso così inaspettatamente ha mostrato effettivamente il suo vero volto, è un volto violento. Urge un patto educativo, afferma Bavasso di Insieme per Belluno Bene Comune. La situazione sta degenerando non soltanto per gli episodi a cui abbiamo assistito oggi, ma anche per le ricadute sociali che questi episodi hanno. Io non posso esimermi dal dire che ho visto dei commenti che inneggiano all'odio, al razzismo, alla pubblica gogna, che parlano male di questi giovani, di queste famiglie su Facebook. Il mio non vuole essere buonismo, vuole essere buon senso, io lo dico chiaramente, è a rischio la coesione sociale e le istituzioni hanno un dovere specifico: prendersene carico e trovare delle soluzioni. Vi abbiamo parlato di risse a Mestre, a Padova, di Maranza che tornano a Jesolo, tanti i fatti che si sono registrati nei giorni scorsi, e poi questo episodio che interroga Belluno. Ivan Scremin, lei si occupa di disagio a 360 gradi, con il suo filo di Simo aiuta molti ragazzi e non solo, che magari hanno delle problematiche profonde di natura psicologica. Spesso questi fenomeni, che sono fenomeni violenti, nascondono qualcos'altro. Cosa nascondono? E le chiedo, nel servizio di Tiziana Bolognani si parla di patto educativo, è un'espressione ricorrente, ma alla fine questi patti educativi, se ci sono, ottengono ben poco. Allora intanto io farei una distinzione: noi cerchiamo sì di occuparci di giovani che hanno il disagio, il vero disagio giovanile, giovani tipo Simone, Luca e tanti altri che si sono tolti la vita. Per me quello è un disagio giovanile, questo è la criminalità. Che non nasconde, quindi? No, io non credo. Alla fine sì, stiamo cercando tante soluzioni, tante giustificazioni, però la realtà è che adesso c'è questo esempio, l'altro giorno a Parma hanno aggredito dei professori, ogni giorno ci sono degli atti criminali, dei delinquenti, quindi in un paese, ma adesso non è una polemica, ma è una realtà dove non c'è una certezza della pena, ognuno è libero di fare quello che vuole, quindi il patto educativo è una cosa intelligente, la certezza della pena non deve essere quella coercitiva, ma deve essere quella che, una volta identificati i ragazzi, gli fatto fare un corso di educazione sociale, di volontariato. Lei dice una cosa molto precisa, Scremin: per analizzare questo fenomeno, sì, il fenomeno che raccontiamo, bisogna dividere, bisogna capire, certo, dov'è la criminalità e dove il disagio giovanile, non confondere i piani, perché se si confondono... Anzi, si sta cercando di trovare una semplificazione a qualcosa che non è disagio giovanile. I ragazzi che noi, non solo noi, ma che soffrono di disagio giovanile non vanno via coi coltelli, non vanno in branco, ma sono ragazzi che vivono le proprie problematiche in solitudine e a volte hanno un forte senso degli altri che si tolgono la vita. Questi sono ragazzi che sono dei normali delinquenti che alla fine girano col coltello, aggrediscono una persona in 6, naturalmente l'istinto primordiale fa sì che diventa un branco. Se questi ragazzi, una volta accertata la colpevolezza, che va sempre accertata, ma venissero indirizzati a fare delle attività sociali ma anche impegnative, non tagliare l'erba nei bordi, ma proprio in strutture dove c'è il vero disagio giovanile, dove c'è la disabilità, dove c'è
chi purtroppo vorrebbe prendere in mano la sua vita non ce la fa e forse qualcosa cambieremo, però mi dà quasi l'impressione che si cerca di continuare a giustificare un qualcosa che sta peggiorando, perché se ogni giorno abbiamo casi di aggressione ai professori, di aggressione con i coltelli, con le spranghe, anche qua a Treviso mi pare, insomma, ed è facile accusare le amministrazioni che alla fine hanno anche le mani legate, perché ripeto, se non c'è la certezza della pena non serve a nulla. Se le forze dell'ordine hanno le mani legate perché devono stare attenti a quello che fanno, io credo che sarà difficile migliorare, credo sarà più facile che peggiori. E poi questi bulli / delinquenti dovrebbero essere puniti, tra virgolette, con delle esperienze forti. Sì, io ecco, non userei la parola punizione, perché la punizione... Rieducati. Aiutati a ricapire che la vita degli altri e propri è un dono talmente importante che già noi lottiamo per aiutare le persone a riacquistare quello che perdono. Loro non ha neanche senso quello che fanno, perché io ho visto anche l'altro giorno questi ragazzi che aggrediscono i 2 professori che li picchiano. Quindi significa che abbiamo donato una certezza e una sicurezza che si può fare quello che si vuole, perché tanto alla fine non cambia nulla. Quindi dietro la violenza spesso brutale, feroce, giovanile non si nasconde il disagio? Ma no, allora noi ci occupiamo di un tipo di disagio. Chiaramente questo non è un disagio psicologico, ma un disagio sociale che è diverso. Nel momento in cui noi abbiamo gruppi di ragazzi che usano questa violenza, secondo me non è più disagio giovanile, si racconta che poi è la frustrazione, la sofferenza interna poi diventa violenza. No, secondo me la violenza è una cosa, tentare il suicidio perché si sta male è un'altra cosa. Ecco, non vorrei che si confondesse queste 2 strade, perché significa sminuire qualcosa di veramente doloroso, cercando magari di trovare una giustificazione a qualcosa che non si ha il coraggio di arginare, perché poi insomma io credo che si possa sempre trovare un sistema per far capire alle persone che ci sono delle strade diverse e che ci sono delle persone che veramente stanno male. Io li farei stare 6 mesi su delle strutture dove c'è la disabilità e dove c'è la gente che soffre, per capire quanto sono fortunati. Lezioni di empatia. Sì, empatia e soprattutto lezioni di rispetto delle persone. Vi porto adesso a Spresiano, anche qui un altro episodio certamente meno grave di quello di Belluno, ma che riporta il tema dei vandali e dei baby vandali. Spresiano. Sono già stati identificati, quindi li abbiamo già, domani li inviteremo in comune, ma per me non c'è nessun problema, cioè non è che voglia punirli o fare... Pagano e chissà che lo capiscano così, perché altrimenti non lo capiscono. E se non pagano loro, pagheranno i genitori, insomma, qualcuno che ha un paio di euro da mettere, che non sono un paio di euro perché costano molto queste giostre qua. Non sono neanche tutti residenti di Spresiano, ma sono persone anche già note, quindi tranquilli che li abbiamo già beccati. Ai responsabili è andata male, le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso ogni movimento e hanno permesso di identificarli. Nel giro di poche ore ad agire è stata una baby gang composta da 4 o 5 ragazzi. Nel mirino dei vandali è finita la giostra del parco vicino alle poste in via Bragadin, il castello con scivolo, punto di ritrovo per decine di bambini, danneggiato da un incendio doloso e imbrattato con scritte. Come se non bastasse, durante la loro permanenza nel parco i giovani si sono persino tagliati i capelli per gioco, lasciando sul posto ulteriori elementi utili alle indagini. Mi hanno detto che si sono tagliati i capelli, mi hanno detto che li hanno visti tagliarsi i capelli, cioè questi si tagliano i capelli e il giorno dopo i bambini vengono a giocare. Un gesto che ha lasciato rabbia e amarezza tra i residenti di Spresiano. Si fa rabbia perché comunque non sono cose di proprietà, perché uno con le cose sue, se vuole anche distruggerle appena comprate, lo fa. Noi abbiamo appena sistemato i parchi, abbiamo speso 150.000 euro tra appunto sistemazione e installazione di nuovi giochi.
vederseli trattati così. Nel frattempo, per motivi di sicurezza, la giostra resterà chiusa fino al completamento delle verifiche tecniche e degli interventi necessari. Tra le scritte comparse sulla giostra vandalizzata ce n'è una quasi evocativa che non passa inosservata. Le ferite più grandi non me le sono fatte cadendo, ma abbracciando le persone sbagliate. Così dunque a Spresiano è un racconto chiaramente diverso da quello di Belluno, ma che pone sempre la stessa domanda. Di fronte a questo crescente disagio, forse è sbagliato chiamarlo disagio. No, non lo chiamerei disagio. Lo chiamiamo come? Violenza? Criminalità. Sì. E poco rispetto per le cose degli altri e soprattutto per le persone. Condivide, Floriana, lei che appunto segue da anni i giovani, lavora con i giovani? Condivido pienamente quello che ha espresso Ivan. Io lavoro con i giovani ormai da più di 30 anni, le generazioni sono molto cambiate, ma non sono solo i giovani che sono cambiati, la società è cambiata, altrimenti non ci sarebbe un cambiamento delle persone. Sono d'accordo con quello che ha detto Ivan, che il disagio è un disagio sociale, perché il disagio psicologico e giovanile è un altro ambito. Noi sono anni che lavoriamo con il Filo di Simo e abbiamo avuto anche dei ragazzi che sono stati seguiti dai loro professionisti e le reazioni di questi ragazzi non erano reazioni violente, non erano mancanza di rispetto nei confronti dei loro compagni e nemmeno verso gli insegnanti o verso le persone che li circondavano. Era proprio un disagio personale interno e mi permetto anche di dire, conoscendo i giovani da tante generazioni, che la reazione dei giovani che hanno dei disagi psicologici, dei disagi, delle fragilità, non hanno questa reazione, cioè non se la prendono con il primo che passa per la strada, non se la prendono con le cose degli altri, non hanno queste reazioni così violente, prendendosela contro il nulla. Ma sono ragazzi che si logorano interiormente e non trovano la luce per riprendere in mano la propria vita in modo autonomo o con l'aiuto delle famiglie, perché le famiglie si fanno in 4 per dare una mano a questi ragazzi, però non ce la fanno perché la solitudine è talmente profonda che c'è bisogno di un professionista, di una squadra attorno che lavori per alleviare questa sofferenza interna che hanno i ragazzi. E mi permetto di dire, il Filo di Simo poi lo ricorderà, la fascia d'età è sempre più bassa. Quindi il disagio psicologico, il disagio, la fragilità giovanile è molto molto alta nelle fasce di età molto basse. E lei questo lo osserva, Floriana, anche dal suo osservatorio? Sì, io ovviamente sono in un'isola felice perché comunque una scuola di danza è attività sportiva, è movimento, è socialità, è stare insieme. Noi abbiamo un bellissimo strumento a disposizione che è lo sport, movimento e corpo, e sono tutti strumenti che aiutano molto le persone fragili, perché se non riescono a comunicare verbalmente, riescono a comunicare attraverso l'atteggiamento del corpo, attraverso l'interpretazione, attraverso l'improvvisazione, attraverso i movimenti, ma non sempre siamo la soluzione al problema. Abbiamo bisogno per i ragazzi più fragili anche di aiuti esterni, come può essere il Filo di Simo o altre associazioni. Certo che Evento Danza, come tante altre associazioni che promuovono lo sport, che promuovono l'arte, promuovono delle pillole che aiutano questi ragazzi. Da qui la vostra alleanza che mi pare di capire si sta consolidando di anno in anno, certo, anche con l'iniziativa che fra un minuto dopo la pubblicità vi racconteremo nel dettaglio. A fra poco. Di nuovo in diretta con Ivan Scremin del Filo di Simo e di Florian che adesso ci invita a teatro. Certo. Perché, Florian, è importante esserci sabato a teatro a Treviso? Allora, le porte del Teatro Mario del Monaco di Treviso sabato si aprono per
un evento dal titolo Cinema d'autore ed è un saggio spettacolo organizzato da nostra scuola di danza, Evento Danza, e con una bellissima collaborazione che è il Cinema Suonato diretto dal maestro Marco Fedaito, quindi uno spettacolo con la musica dal vivo orchestrata da 25 professionisti del cinema suonato. Ma la finalità di questo spettacolo, come tutti i nostri spettacoli che realizziamo al Del Monaco, è una finalità benefica, e come ho ricordato prima la collaborazione col Filo di Simo, che dura da un po' di anni, si concretizza anche questa volta con questo evento. Tutte le offerte che verranno ricavate dalle due repliche, perché avremo una replica alle ore 17 e una alle ore 21, saranno completamente offerte e dedicate all'associazione Il Filo di Simo, il lavoro che stanno facendo, a tutti i progetti che stanno realizzando per aiutare questi ragazzi che hanno un vero e profondo disagio psicologico. Quindi noi che ci occupiamo di ragazzi, che ci occupiamo di formazione, che ci occupiamo anche di farli crescere, sebbene da noi siano per poche ore alla settimana, però noi abbiamo un grossissimo compito nei loro confronti. Vorremmo avvicinarli sempre di più a queste associazioni perché comprendano la loro fortuna innanzitutto di poter svolgere un'attività sportiva artistica, di poter danzare in un palcoscenico degno di nota, ma soprattutto di danzare per una finalità benefica che aiuta i loro coetanei. Di quanti ragazzi parliamo? Evento Danza sarà sul palcoscenico del Monaco con 142 ragazzi, 10 insegnanti e 25 orchestrali presenti. È una mobilitazione. Sì, è una macchina che da 2 anni sta lavorando per questo spettacolo, perché noi facciamo uno spettacolo ogni 2 anni al Del Monaco, e quest'anno diciamo che è un lavoro a più mani, 4 mani sono poche, in quanto il maestro Fedaito, con il quale è 1 anno e mezzo che collaboriamo insieme, in quanto spesso lui ci orchestra le nostre coreografie, è compositore, musicista trevigiano, ha deciso di lavorare con noi per questa finalità. Quindi anche lui, insegnante a ragazzi giovani, a giovani artisti, a giovani musicisti, ha deciso di mettere insieme le forze e lavorare per un fine comune. Florian, diamo qualche indicazione operativa al pubblico a casa. Sì. Si devono presentare direttamente, possono presentarsi direttamente, c'è un biglietto, come funziona? Allora, noi siamo sold out, cioè abbiamo pochissimi posti. Però c'è ancora qualcosina. C'è ancora qualcosina. Allora, ovviamente noi in tutti i canali abbiamo lasciato un numero di telefono e una mail dove ci possono contattare, ci chiamano, e l'offerta sarà quella di fare un'offerta responsabile all'associazione Il Filo di Simo direttamente la sera dello spettacolo. Quindi per chi volesse c'è ancora qualche posto, sì. I social sono quelli dell'associazione. Esatto, Evento e Danza. poi chiamano un numero e si metteranno d'accordo ovviamente anche per la prenotazione. L'orgoglio è dire che veramente mancano pochissimi posti. Questo è un bel segnale per l'associazione, per l'impegno dell'associazione, per quello che l'associazione Il Filo di Simo è diventata in pochi anni. No, allora noi rimaniamo sempre una piccola goccia nell'oceano, siamo molto fortunati perché insomma, nel nostro percorso abbiamo incontrato delle figure come Eddie, insomma, che ci ha sostenuto anche 2 anni fa. La collaborazione è nata praticamente da subito perché insomma, Eddie ci ha prestato la sua voce anche a tanti eventi e noi crediamo moltissimo sia nell'arte, nella musica e in tutto quello che è possibile affiancare alle psicoterapie. Crediamo molto nello sport, perché non è un discorso che si fa a caso, come diceva prima anche la Eddie. Lo sport, l'arte, la danza sono gli strumenti molto importanti perché ti aiutano ad avere anche una tua disciplina, perché lo sport insegna la disciplina e insegna anche a ricevere dell'autostima, perché quando si riesce, adesso, insomma, chi ha avuto la fortuna di vedere danzare insomma, le allieve della Eddie, si vede che
che c'è molta arte, molto talento e che sono dei doni che bisogna essere fieri di avere, perché sono delle cose che ti aiutano insomma, ad affrontare anche la vita in maniera diversa. Abbiamo detto più volte l'importanza dello sport, per cosa fa insomma, nel corpo umano e nella mente. E quindi noi ci reputiamo molto fortunati, insomma, nonostante... ricordiamo Ivan, qual è la missione del Filo di Simo e a che cosa servono poi concretamente le offerte di sabato, così come quelle che appunto riguardano tante iniziative che vengono fatte nel corso dell'anno. Diciamolo, perché voi comunque mettete a disposizione di chi è in difficoltà degli psicologi, degli psicoterapeuti, sì, a titolo gratuito. Sì, noi, allora, innanzitutto i nostri psicoterapeuti hanno accettato una tariffa calmierata che è al di sotto del prezzo di mercato, poi chi è in fragilità economica noi coi fondi che raccogliamo gli garantiamo la possibilità di attraversare un percorso che li possa aiutare a riacquistare insomma, la loro seconda opportunità. Abbiamo deciso già quando avevamo fondato l'associazione che noi quando iniziamo un percorso a carico anche dell'associazione va portato a termine, non interrompiamo i percorsi e li demandiamo in altre strutture, ma decidiamo di andare avanti. Quindi gran parte insomma, di quello che raccogliamo va spesa per le psicoterapie. Oggi insomma, abbiamo superato i 450 utenti da quando abbiamo iniziato, ne abbiamo circa 170 adesso in accoglienza e ne abbiamo circa 75 che sono a carico dell'associazione. Quindi state assistendo 170 persone, sì, 75 persone totalmente a vostro carico. E una sessantina di persone, insomma siamo orgogliosi di dire che li abbiamo aiutati, non ne abbiamo data, li abbiamo aiutati a riconoscere una strada che gli ha permesso di riacquistare una seconda opportunità. E parliamo spesso di giovanissimi e sempre più giovani. Noi purtroppo l'età, come diceva prima Eddie, si sta abbassando, abbiamo avuto situazioni insomma, molto giovani, ma la tendenza degli adolescentissimi, quelli insomma, in 14 anni, 15 anni, abbiamo avuto anche gli ultimi casi di eventi tragici, erano i 14-15 anni. E sta avvenendo una cosa che insomma, fa riflettere molto, che è la carenza di relazione che hanno questi ragazzi 14 anni, che non è una mancanza di affetto nei confronti dei propri cari, ma è una forma di isolamento, e quindi questo porta poi all'imprevedibilità. Avevo già detto forse più di qualche volta la differenza tra quello che era successo a Simo, che aveva 27 anni, è stato un suicidio che portava dietro 2 o 3 tentativi sicuramente. Oggi non esiste più il tentativo, è una cosa immediata, quindi è ancora più difficile intervenire. La fortuna è che esistono strutture insomma, come queste della EDI dove i giovani possono trovare spazio e fare qualcosa che li possa occupare la mente e sviluppare benessere, che è un po' questo il meccanismo. Da qui l'importanza di esserci sabato, certo. Floriano. Assolutamente, rinnovo l'invito, ma soprattutto il messaggio che questo evento, come tanti altri, organizzati anche da altre entità private o associazioni, sempre per la finalità del Filo di Simo, è far capire ai giovani, anche ai bambini, perché comunque insomma ad una certa età sono capaci di capire che cosa significa avere una fortuna rispetto ad altri, ma altrettanto alle famiglie che supportano questi ragazzini, che c'è una grande fortuna che si chiama vita. Il Filo di Simo ti dà l'opportunità di scoprire la seconda opportunità, però noi come Associazione Evento Danza, ma come tante altre associazioni sportive, cerchiamo di prevenire il più possibile, facendo scoprire attraverso lo sport il benessere, la bellezza della vita, l'energia, ma altrettanto anche una disciplina che aiuta ad affrontare comunque le difficoltà della vita, perché se un ragazzino ha una certa disciplina, una certa visione, sicuramente può essere aiutato per affrontare delle debolezze.
Ecco la locandina dell'evento, grazie di Florian, direttrice artistica di Evento Danza, grazie come sempre grazie a voi. Ivan Scremina del Filo di Simo, grazie alla regia di Alberto Pivetta e Alessandro Graziera, grazie chiaramente a tutti voi per la cortese attenzione. Noi rientriamo in diretta alle 18:25 con l'edizione regionale 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno, alle 16:20 circa andrà in onda il film La Verità del 2019, un film drammatico con Catherine Deneuve, Juliette Binoche e Ethan Hawke, quindi un cast stellare. Rimanete quindi su Antenna 3. Grazie davvero, buon proseguimento.